We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Buon pomeriggio in diretta a Chiacchiere e Caffè per una puntata dedicata al lavoro dello studente ma anche al lavoro dell'insegnante. Lo faremo parlando della situazione delle scuole paritarie nel Veneto e poi al lavoro con i giovani imprenditori di 12 associazioni che si sono riuniti per fare proprio il gruppo Giovani Imprenditori di Padova. Lo scopriremo tra pochissimo. Prima vi voglio presentare i nostri primi due ospiti di questa prima parte di Chiacchiere e Caffè, che sono Ugo Lessio, presidente della FISM del Veneto e di Padova, e Antonella Grinzato dell'Agesc di Padova, presidente dell'Agesc di Padova, che sono qui con noi per fare il punto della situazione. In tutti questi anni abbiamo sempre parlato di scuole paritarie, dei tagli alle scuole paritarie, di quello che sta succedendo. Adesso abbiamo anche dei dati, perché con questa crisi, purtroppo bisogna sempre parlare di crisi, ci sono anche molte scuole, o comunque qualche numero, non in provincia di Padova pare, ma a Treviso, che non hanno nemmeno riaperto i battenti perché non hanno avuto abbastanza iscrizioni, perché ci sono stati dei problemi. Il punto della situazione comincia a farlo subito con il nostro amico Ugo Lessio. Intanto una cosa da spiegare ai nostri telespettatori: spesso si parla di scuole paritarie, specifichiamo cosa sono. La parità scolastica è legata a una legge del 2000, è una legge che, anche in qualche modo avanzata, fissa dei principi in base ai quali anche una scuola che ha una natura giuridica non pubblica, nel senso che è gestita da enti ecclesiastici, può essere parificata, o meglio, resa paritaria in forza di queste norme appunto previste dalla legge 62. Sono 8 requisiti che queste scuole gestite non dal pubblico, quindi non statali, che devono osservare per avere questo requisito di parità scolastica. A questi obblighi, che sono, ripeto, 8, l'accoglienza di disabili, gli insegnanti con la formazione adeguata, la trasparenza dell'amministrazione e tutta una serie di altri elementi che adesso non ricordo, c'è il diritto, ci sarebbe il diritto di avere dallo Stato il corrispettivo, cioè quell'elemento che consente alle scuole di definirsi tali, cioè paritarie sullo stesso piano delle statali, in questo sistema che si chiama Sistema Nazionale Pubblico di Istruzione, che è un servizio pubblico. Questo è quanto. L'infanzia, per concludere la mia breve introduzione, fa parte di questo mondo delle scuole paritarie in quanto coglie dai 3 ai 6 anni questo segmento di istruzione ormai acquisito come elemento proprio educativo, non più come una volta erano gli asili, eccetera, eccetera. E anzi direi proprio un percorso dal punto di vista pedagogico fondamentale, essenziale, sono gli anni cosiddetti del fondamento, e quindi ancora di più insistiamo affinché questa benedetta parità sia davvero riconosciuta non solo sul piano teorico di una legge, ma anche sul piano pratico delle requisiti, degli standard, quindi economico. Insomma. Sì, perché ricordiamo che essenzialmente il 70% delle scuole materne, non so se riguardi solo il Veneto, comunque sono scuole materne paritarie, che essenzialmente sono legate poi alla parrocchia, se non sbaglio. Sì, altro che. Qualche dato anche per capirci. Sì. Innanzitutto il Veneto è unico. È un unicum, esatto, a livello nazionale. Pensate che in Italia ci sono circa 8.000 scuole paritarie, di queste 1.100 sono in Veneto, quindi siamo già a un numero che è facile intuire, è molto superiore, ma proprio molto, alla situazione delle altre regioni. Quindi in Veneto abbiamo, come diceva lei, 2/3 dei bambini dai 3 ai 6 anni che frequenta sono accolti nelle scuole dell'infanzia paritarie. Viceversa, dall'Umbria in giù il rapporto è completamente rovesciato, quindi 3 bambini su 4 vanno alle statali
e quindi c'è questa situazione. È un modello un po' particolare il Veneto, che ha la sua origine ovviamente legata ai campanili, insomma, tant'è che di queste 1100 scuole di cui FISM Veneto appunto è la titolare di rappresentanza, ben 800 sono gestite da parrocchie e da associazioni genitori che fanno riferimento alla parrocchia. È un modello assolutamente straordinario, che però evidentemente in questo periodo di crisi sta soffrendo, proprio perché si continua a dire ma insomma sono scuole di comunità, quindi si arrangino le comunità a sostenerle. Vi do un dato perché mi piace sempre dirlo. In Italia il costo di un bambino medio dai 3-6 anni che va alla scuola statale e paritaria è fissato in 3.700 euro. Al Veneto, per questi bambini di 3-6 anni statali arrivano 1.900 euro. Ciò significa che siamo in credito dello Stato del 50%, poco meno, insomma, e non è cosa semplice da risolvere. Ecco. Sulla crisi, se lei mi chiedeva, sì, questo stato di cose, che non è solo economico, è anche un po' di gestione della rete delle scuole. Teniamo conto che le nostre scuolette nelle zone montane sono centri di aggregazione, sono lì da anni, da sempre, e sono le prime che con la revisione della spesa sono le prime a soffrire. È chiaro che per mantenere una sezione di bambino ci vuole una maestra, una cuoca, un inserviente, ed è evidente che non è economicamente gestibile. Significa questo che la parrocchia dell'Altipiano deve chiudere, insomma. Ed è tristissimo fare questa come dire, considerazione, proprio perché sono quei punti di aggregazione unici, insostituibili, insomma. Qualche volta sono sostituite dalle scuole statali. Quest'anno, per dar numeri, lo Stato ha attivato 27 sezioni di statale, in prevalenza proprio su questi posti in cui non c'è più la paritaria. Le paritarie sono diminuite di 15 unità nel Veneto, come diceva lei, la zona di Treviso è stata quella più colpita. Ecco. Ma anche Padova, e c'è l'altro elemento che abbiamo già segnalato come FISM all'inizio dell'anno, quando sono aperte le iscrizioni. È incredibile, è la prima volta nella nostra storia della Repubblica, ma soprattutto nel Veneto, che il 2-3% di bambini dai 3-6 anni non va alla scuola materna. Per una questione proprio economica. Proprio per questione economica. Il Veneto aveva poi uno straordinario primato. C'era il 101% che andava a scuola. Perché l'1%? Perché c'erano anche quelli non residenti, diciamo, quindi quelli che venivano... Qui si aprirebbe tutta un'altra parentesi, sì. Dove stanno i bambini con i nonni allora non lavorano, sì. Insomma ce ne sono molte da dire. Quindi la sofferenza per chiudere è doppia, insomma, quella legata all'economia e quindi ai bilanci, e quella legata alla crisi generale che ha costretto le famiglie a tenersi a casa i bambini, che forse è l'aspetto anche più delicato e anche preoccupante. Antonella, questa è la situazione un po' generale sul Veneto. Su Padova abbiamo detto comunque la situazione è critica, perché ci sono stati alcuni genitori che hanno fatto questa scelta proprio per una questione economica. E anche per perdita di lavoro del genitore stesso, perché mentre prima la necessità di avere una scuola materna, parlo per le materne, o una scuola elementare a tempo pieno, una primaria secondo a tempo pieno, era dovuto al fatto che entrambi i genitori lavoravano. Adesso, con famiglie monoreddito quando va bene, è logico che si cerca di utilizzare i servizi al minimo indispensabile. Padova è ancora, nonostante le difficoltà che esistono nelle nostre scuole, diciamo che ancora riesce a gestirsi per la buona volontà dei genitori, dei gestori, come anche un po' alle materne. Quello che si fa fatica a realizzare, a comprendere, è che queste scuole non sono le nostre scuole paritarie non sono scuole d'élite, sono scuole che sono sempre esistite, sono scuole che danno dei servizi, e che tutti i nostri ragazzi, se dovessero fare la scelta, cioè se noi genitori dovessimo iscrivere i nostri ragazzi a tutte le scuole pubbliche, lo Stato non sarebbe in grado di soddisfare alle necessità, alle richieste e alle esigenze, perché non avrebbe né le energie economiche per sostenere
questo flusso di ragazzi, non avrebbe neanche le strutture fisiche, le strutture proprio scolastiche adatte, per cui ci si chiede sempre di trovare una forma di collaborazione che sia propositiva. Fino adesso in qualche maniera c'è stata, però diciamo sempre grazie ai gestori degli istituti che in qualche maniera si sono arrangiati, ai genitori che hanno dato, però per mantenere uno standard educativo e di servizi di una certa importanza è logico, e per rispettare i requisiti di legge bisogna avere delle economie che in questo momento sono di difficile reperibilità. Teniamo un'altra cosa presente, che per esempio le nostre scuole hanno coperto per esempio il doposcuola per molte famiglie dove le pubbliche non riuscivano ad esserci, e questo per diciamo, dalla scuola ex elementare, diciamo, fino alle superiori. Il momento è tra i più difficili. Padova, diciamo che tutto sommato le nostre scuole stanno reggendo. E per certi aspetti in alcune c'è stato anche un aumento di iscrizioni, forse proprio per, nonostante un po' il gestore che è venuto incontro alla famiglia come rette immagino. Esattamente, e la famiglia che voleva una garanzia del tipo di assistenza e di servizio. Quello che noi, le scuole, come genitori puntiamo è che queste scuole vengano riconosciute come scuole di accoglienza, in primis, e di un livello di istruzione valido, di una preparazione tecnica, teorica e umana che dia quel valore aggiunto di cui andar fieri, insomma, ecco, questa è la situazione attuale. Ecco, voi avete chiesto ovviamente, anche l'anno scorso c'è stata questa battaglia sugli aiuti statali e regionali. Qual è la situazione ad oggi? È tragica. Giusto per rassicurarci. Sì, siamo come FISM, ma insieme con le altre associazioni, l'AGES, la FIDA e i vescovi anche, che in sede triveneta hanno costituito una commissione scuola. Siamo incontrati anche con il patriarca proprio la settimana scorsa per fare il punto della questione, in primis economica, che poi non è solo quella, ovviamente è un sintomo che le cose non va, insomma. In termini quantitativi, 539 milioni erano gli euro destinati e concessi alle scuole paritarie di tutti i gradi, dall'infanzia, circa 1 milione di persone, un milione di allievi dall'infanzia alle secondarie di secondo grado. Ecco. E di questi 450.000 sono dell'infanzia, tanto per dare dei numeri. Si è passati nel 2010 a 510 milioni, nel 2011 a 498 milioni, quest'anno 2012 siamo tornati un po' su a 504 milioni, che se li dividete per il milione di euro sono 50 euro al mese per alunno. Questo è il dato. Tenete conto che il bilancio della pubblica istruzione sono 55 miliardi di euro. Per 1 milione di bambini rispetto agli 8 milioni di studenti in Italia, lo Stato eroga 500 milioni, cioè 1/10 di quanto spende per la scuola statale. Ma non è il confronto con la statale che ci preoccupa, non è quello proprio. A noi, soprattutto all'infanzia, due cose. Il primo è che laddove ci sono queste scuole paritarie, come dicevamo prima, queste scuole hanno titolo di avere quella necessaria sussistenza per essere scuole di qualità. Noi puntiamo sempre sulle 3 elementi: qualità, parità e comunità, è la nostra radice. E cosa sta succedendo? Domanda molto precisa. Allora, abbiamo sentito parlare della spending review, oppure la revisione della spesa, ed è successo una roba abbastanza eclatante. In sede di revisione della spesa sembrava che questo capitolo dei contributi per le spese paritarie fosse dimezzato, cioè metà del contributo che è su un capitolo non c'era. C'è stata una piccola rivoluzione, la cosa è rientrata, ma non è rientrata nel senso che nel 2013 c'è uno stanziamento dello Stato di 500, no, è rientrata perché una parte, perché tutte cose abbastanza complicate, una parte è garantita nel bilancio triennale dello Stato. Lo Stato fa un bilancio annuale, ma
proiettato. triennale, per il futuro. Nel 2013 c'è un capitoletto che è 1477, tanto per dare numeri, 278 milioni di euro, ne mancano 242, quelli non ci sono. Oggi, 25 A bilancio non ci sono. Non ci diciamo. sono. Si aspetta adesso la... Fine dell'anno per tirare i conti, Sì, praticamente. ecco, vabbè. Quindi sono 30 euro al mese di retta, tanto per parlarci chiari. Perché, insomma, E nel frattempo? Quindi le scuole come si devono arrangiare? Allora, diciamo che per il 2012 Siete coperti. siamo coperti. 1° gennaio non siamo coperti e siamo là che proprio con molta onestà, che con molta anche, stiamo tentando di capire se le risposte istituzionali sono ragionevoli, proprio credo che sia questo l'aggettivo che va. E allora tutto rientra, ma c'è la zona soprattutto di Treviso che sta battendo un po' di tutti, già si parla di serrata, cioè di chiudere, non ha senso che una scuola dell'infanzia chieda 250 euro al mese, è una scuola del popolo, insomma, è una scuola della parrocchia, fra l'altro in circa 400 comuni del Veneto è una scuola esclusiva, cioè c'è solo quella. C'è solo quella in determinati comuni, c'è questo da dire effettivamente. E quindi siamo preoccupati e quindi l'appello è proprio questo, insomma, chi ci sente, spero che siano tanti, anzi c'è la legge finanziaria di stabilità, così si chiama adesso, almeno garantire quello dell'anno scorso, non aumentare perché abbiamo perso la speranza Quindi immagino che adesso per esempio nelle feste, immagino di Natale, si cercheranno di raccogliere anche dei fondi in previsione. Già le scuole si sono organizzate da questo punto questa di è stata vista. un'attività che tutte le scuole ha sempre messo in atto nei momenti strategici. Mercatini, le torte. Sì, poi quando c'è il periodo dei ricevimenti, l'incontro con i genitori, quindi si tenta di fare questa attività di raccolta fondi, ma voi capite che insomma è sempre una goccia nell'entità della necessità. Quello che difficilmente i politici, diciamo che comunque come diceva Ugo, il Veneto è anche un'oasi felice perché ha il buono scuola ottenuto con tante lotte, cioè un aiuto alle famiglie per chi decide di mandare un figlio in una scuola paritaria, perché non dimentichiamoci che le famiglie in sostanza pagano 2 volte, avrebbero diritto alla scuola pubblica, fanno una scelta, vuoi per motivi ideologici, vuoi per motivi pratici, vuoi per una serie di cose e deve pagare un servizio perché la scuola pubblica non riesce a darlo. Quindi anche a livello della politica, secondo me, nazionale, non solo veneta, che in qualche maniera dovrebbero comprendere, cioè proprio con i numeri alla mano, numeri studenti, numeri scuole, che se l'esempio l'ha fatto Ugo, non sto qui a portare tutti gli altri dei costi, c'è stata una pubblicazione che abbiamo fatto come Agex, è stata presentata dei vari costi, di quanto costa un bimbo in una pubblica e in una paritaria, la differenza, dovrebbero rendersi conto che se queste scuole esistono è un bene per la collettività perché è un risparmio di quasi il 60% per le casse dello Stato. Allora, se lo Stato deve dare un servizio, dovrebbe poterlo dare a tutti. Non si stanno chiedendo delle preferenze o come molti pensano la scuola dei ricchi, si sta chiedendo che le famiglie abbiano dei servizi. Questi servizi in questo momento, ma da sempre, non riescono, perché ribadisco il concetto, se tutti i ragazzi delle paritarie facessero la scelta ed era stato un'ipotesi di protesta che era stata messa in atto da anni, che si tentava di fare, di dire non facciamo più le prescrizioni, facciamo tutte le scuole statali pubbliche. Ecco. Cosa è successo? Cosa è successo? Era un'idea. Se questo avvenisse, salterebbe l'inizio, sì, tutto il sistema scolastico salterebbe. Non a caso il Veneto ha, su richiesta dell'Agesk e delle altre associazioni, ha creato questo buono scuola per venire incontro alle famiglie. Però attualmente in un'Europa che si sta evolvendo, in una globalità, il progetto scuola educativo deve avere maggior rilevanza, perché dobbiamo creare delle persone con una conoscenza e con una professionalità scolastica che sia in grado poi di rapportarsi con le altre realtà europee. E questo in è Europa è così la situazione, come il Veneto o più simile al resto d'Italia, quindi soprattutto scuola statale e non paritaria, giusto per fare un quadro proprio veloce perché ho visto che il tempo anche a nostra disposizione. Sì, la situazione è diversa perché la parità nelle altre nazioni europee in prevalenza è considerata incentrata
sull'elemento docente. Quindi in Belgio le paritarie sono il 20%. Cosa fa lo Stato? Paga il costo del personale docente, quindi in qualche modo c'è una... C'è una collaborazione, comunque si lavora sì, assieme. sì. C'è Mentre il discorso che gli insegnanti sono insegnanti dello Stato, che poi lavorino nelle paritarie o nelle pubbliche, la retribuzione sono a carico dello Stato perché fanno un servizio pubblico. Insegnano nelle scuole, quindi mentre i nostri insegnanti, i costi dei nostri insegnanti sono a carico delle scuole. Sì. Cioè, che penso sia uno dei costi maggiori, tra virgolette. Certamente. Il 70%. 70%. Volevo lamentare proprio questa mentalità un pochino anticattolica, poi ideologica che ci opprime, proprio, io dico come presidente della FISM Veneto, non va bene, insomma, incontrare sempre gente che dice ma insomma sono soldi che vanno ai preti, ai parrocchie. Venite nelle scuole a vedere a chi vanno. E i lavori Ecco, che si importante. fanno nelle scuole, cioè come si lavora, la disponibilità, e dopo ognuno cerca di fare del proprio meglio, però voglio dire, cioè, non è che le nostre scuole sono scuole dove si pensa solo al ludico, sono scuole impegnative con programmi didattici consistenti. Ed educative sicuramente, che danno una risposta. Sì. Allora, un grosso in bocca al lupo, speriamo faremo il punto della situazione magari a fine anno, e intanto vi auguro una buona giornata. Noi ci fermiamo solo un attimo per una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo per parlare di giovani imprenditori. Di nuovo assieme per continuare a parlare di lavoro con giovani imprenditori. Il gruppo si chiama, lo dico in modo corretto, Gruppo Giovani Uniti Padova. Raggruppa 12 associazioni di categoria di imprenditori giovani. Adesso poi ve le elenchiamo tutte, ma gliele faccio elencare a loro perché sono tantissime. Presento subito i nostri due ospiti, che sono Filippo Sottovia e Marica Vittadello. Intanto ne dico una di qualifica, Filippo ne ha un sacco. Comunque, vicepresidente Confindustria Padova, gruppo giovani con delega all'innovazione, tecnologia e start-up, e Marica, vicepresidente Confapi Padova, nonché past president Confapi Padova, sempre del gruppo giovani. Esatto. Filippo invece vicepresidente Confindustria Veneto Trasporti e Logistica, presidente Confindustria Padova Trasporti e Logistica, insomma un sacco di Sono un appassionato. Esatto, in cui c'è sempre la parola giovani di mezzo. Certo. Allora, poco tempo fa, un mese fa circa, è nato questo Gruppo Giovani Uniti di Padova, 12 associazioni di categoria della provincia di Padova che hanno voluto istituire questa rete. Innanzitutto, come è nata questa idea e perché? Chi parte? Do la precedenza alla mia collega, ovviamente. Allora, sì, un mese fa ufficialmente abbiamo fatto una conferenza stampa di presentazione di questo gruppo. Però diciamo che tra gruppi giovani dell'associazione di categoria di Padova sono anni che ci conosciamo, non è neanche la prima volta che un gruppo di questo tipo viene costituito, è stato costituito anche 20 anni fa per esempio, per cui noi abbiamo voluto non solo conoscerci ma metterci attorno ad un tavolo tutti insieme e cercare di coordinarci per diciamo, dare maggiore rilevanza e maggiore anche conoscenza di quelle che sono le nostre associazioni e di tutte le iniziative che portiamo avanti nel territorio. Per farlo in rete. 12 associazioni, Filippo, quali sono? Te le ricordi quasi tutte? Certo, No. le abbiamo anche stampate poi perché 12. No, vabbè, dai, a parte Allora, è un piccolo record intanto. Sì, io ce le ho scritte anch'io, È un piccolo record è unico un nel grande Veneto. record in Veneto perché mentre la provincia di Vicenza è riuscita a raccoglierne 9 e la provincia di Treviso è riuscita a raccoglierne 7, noi di Padova siamo riusciti a coordinarci bene in 12. In queste 12 associazioni ci sono Confindustria e Confapi che rappresentano diciamo, le aziende, gli imprenditori. Poi esistono 3 associazioni di agricoltori che sono la Coldiretti, giusto? la CIA, l'AIGA e i Coldiretti. Poi esiste un'associazione di laureati, i laureati in economia della facoltà di Padova. Poi esiste l'ANCE, che è i giovani costruttori edili, esatto. Poi abbiamo ovviamente Confcommercio Ascom,
che rappresentano i commercianti Commercianti. e i negozi, diciamo, di distribuzione, e la Confartigianato che invece rappresenta gli artigiani. E poi abbiamo delle associazioni professionali, abbiamo hanno aderito i giovani avvocati, i giovani commercialisti ed esperti contabili e i giovani architetti. Quindi proprio davvero tutta l'economia, diciamo, padovana giovane. Assolutamente. Avete fatto una conferenza stampa, avete creato uno statuto anche, una base, Filippo? Sì, diciamo che è un po' il cuore pulsante del nostro osservatorio. In questo abbiamo voluto dare uno spunto di novità, ovvero abbiamo definito ogni riunione assemblea, quindi una cosa molto operativa, alla fine bisogna ottenere qualcosa. Ad esempio il confronto potrà dare un comunicato stampa. E quindi novità nel metodo, non c'è nessun presidente, il segretario è intercambiabile, quindi se si ammalasse Marica ovviamente non potesse essere presente una volta, possiamo anche ovviamente intercambiarci. Il bello è il metodo di condivisione, ovvero riuscire a definire un metodo di condivisione delle informazioni per far cosa? Innanzitutto per evitare i doppioni, sappiamo che abbiamo tante associazioni sempre vulcaniche, sempre giovani, sempre molto operative, però è un peccato fare Le due stesse cose. cose. Esatto, quindi si attivi sicuramente una bella gara proattiva, ma chi fa cose nuove e non chi fa i doppioni, ecco, questo è già un primo sintomo di novità. E poi riusciremo anche a dare un nuovo metodo per quanto riguarda appunto la condivisione delle informazioni, ovvero tante cose che facciamo e a volte non si sanno, ognuno se le tiene un po' nel suo piccolo proprio orticello, orticello. nel suo recinto. È bello condividere queste cose perché poi si possono prendere anche spunti molto interessanti per tutti. E siete riusciti in questo a superare i famosi campanili? Perché poi sì, ognuno coltiva il proprio orticello, ma è anche un po' orgoglioso di questo orticello, quindi è questa forse la difficoltà maggiore, o forse tra giovani è più semplice? Beh, allora, tra giovani deve essere più semplice, ovviamente, e dobbiamo anche staccarci un po' dal discorso politico, quindi associazioni senior che si sono un po' Politicizzate? esatto, o che hanno preso posizioni più che altro molto dure anche una contro l'altro, devono riuscire a trovare anche un momento di sbocco diverso, sempre per il discorso giovane, sempre per essere proattivi. Quindi superiamo anche il campanilismo del marchio e andiamo a fare dei ragionamenti da giovani per i giovani. Ecco, a proposito di giovani per i giovani e del ragionamento, questo non è sicuramente un momento facile, abbiamo sentito prima per le scuole paritarie, ma in realtà è un momento di crisi. Che cosa può servire anche questo gruppo proprio per superare la crisi? Allora, noi nel nostro tavolo abbiamo cominciato a parlare, a conoscerci e a confrontare le nostre esperienze e mettendo sul tavolo quali erano gli aspetti della nostra vita lavorativa, ci siamo resi conto che avevamo degli argomenti condivisi e soprattutto comuni con tutti quanti. Quale può essere l'inizio di un'attività? Le problematiche sono le stesse, qualsiasi attività imprenditoriale noi vogliamo intraprendere. Per cui è stato, come dire, automatico e anche molto facile vedere che le situazioni si andavano ad accavallare. E tra l'altro abbiamo notato come certe associazioni hanno, come dire, dei punti di forza, altre associazioni magari si trovano un po' più lacunose nell'offerta, nel colmare queste situazioni. Per cui da un punto di vista del gruppo giovani troviamo molto costruttivo la condivisione di queste stesse tematiche, le testimonianze, le esperienze e offrire anche quelli che sono i servizi che ogni associazione riesce a fare meglio e riesce in qualche modo anche a trasmettere e a facilitare anche le altre associazioni. I senior non hanno paura di questo gruppo? No, non possono averne paura perché noi stiamo facendo la nostra palestra di vita. Noi stiamo crescendo
culturalmente, professionalmente, abbiamo bisogno di confrontarci, di metterci in gioco, ma non abbiamo ancora l'aspettativa o l'ambizione di voler prendere una posizione. Però è nostro diritto avere uno spazio, poterci provare ad avere una nostra attività imprenditoriale qualificata e anche supportata dalle associazioni, perché le associazioni, soprattutto quelle di cui noi facciamo parte, sono associazioni datoriali che vogliono aiutare la vita professionale dei giovani imprenditori o di quei giovani che decidono di mettersi in gioco in prima persona in un'attività lavorativa in cui credono. Quindi quando si parla di, adesso io faccio un po' l'avvocato del diavolo, giovani bamboccioni, voi un po' vi irritate immagino. Che cosa pensate? Adesso si è parlato anche di questo dato, 2 giovani su 3 vivono ancora con i genitori, fanno difficoltà. Guardi, senza voler esagerare, ci sono parecchi ostacoli che ci impediscono, letteralmente ci impediscono di iniziare nuove attività, di avere un'indipendenza, di essere, non di essere credibili, ma di riuscire davvero a fare le cose che vorremmo. Come giovani purtroppo non troviamo le porte aperte o persone che ci supportano da questo punto di vista. Da un punto di vista diciamo più sociale, per quello le associazioni sono così importanti in un frangente fanno da tramite come nel vero senso della parola. Sì. D'accordo? D'accordissimo, troppo facile parlare di bamboccioni under 40 che hanno molti motivi per restare ancora in famiglia, dovremmo andare ad analizzarli, probabilmente anche le stesse famiglie sono i primi... Le mamme, colpa esatto, sempre delle mamme. Con tutto il bene ovviamente del figlio, però a noi piace essere messi alla prova, ecco. Quindi io ho visto che anche nelle altre associazioni, anche gli altri giovani imprenditori accettano volentieri la sfida, anzi ci piace appunto essere messi alla prova per poter dimostrare il valore. Quindi vorrei dare un'occasione a tutti di essere messi alla prova per poter dimostrare il proprio valore. E lì poi... E poi vedremo. 2 domande. Primo, se questo gruppo Giovani Uniti è aperto, nel senso possono entrare altre associazioni all'interno del gruppo, quindi se è ancora in divenire. Sì, abbiamo dovuto mettere dei paletti ovviamente, per quanto riguarda il gruppo resta comunque apolitico, certo. Quindi mi dispiace ma non possiamo accettare, quindi apolitico, apartitico, non accettiamo giovani che rappresentano gruppi giovani politici, mentre invece diciamo tutte le altre associazioni o aggregazioni di persone che vogliono parlare di lavoro, parlare di aziende e parlare di giovani sono sempre ben accette e lo saranno. E primi impegni, prime opportunità, prime cose da fare, magari che avete già impostato? Innanzitutto vogliamo riuscire a concretizzare questa condivisione delle nostre singole associazioni e delle attività che portano avanti. E già questo è un grosso lavoro perché significa prendere contatti con tutte le associazioni e creare un canale di comunicazione condiviso che faccia veramente conoscere tutte le iniziative che ogni singolo gruppo giovane di tutte le associazioni porta avanti, perché ogni associazione ha un programma annuale, ogni associazione ogni anno decide di approfondire una tematica, un argomento o di fare della formazione e per evitare una duplicazione delle cose abbiamo deciso di sforzarci intanto di condividere i nostri programmi, per cui effettivamente questo periodo a settembre c'è diciamo l'inizio delle attività e quindi da qui a breve riusciremo a raccogliere i programmi di tutte le associazioni e darne un ritorno a livello provinciale. Questo è importante. Sì. E la vostra storia che cosa insegna? Se doveste raccontare ai nostri telespettatori chi siete, che cosa fate e perché siete qui seduti in questo momento. Io sono sempre molto curiosa e voglio anche un po' portarla ai nostri telespettatori. Che cosa mi raccontereste? Che cosa mi raccontate poi? Diciamo, a me piaceva avere un ruolo, ecco, un ruolo sociale,
un ruolo sociale come se fosse un lavoro socialmente utile. Quindi ho definito un po' il mio hobby l'associazionismo. E infatti abbiamo visto, insomma, questi piccoli risultati che ho ottenuto. A me piace conoscere le persone, piace condividere le informazioni, le situazioni, le esperienze, ovviamente per imparare e farne tesoro. E questo vedo che è una cosa che forse dovrebbe essere il passepartout del giovane, ovvero questa voglia di conoscere, voglia di sapere, voglia di apprendere. È fondamentale, l'ho visto anche a livello internazionale in quanto faccio parte dei giovani imprenditori europei e tra l'altro sono reduce anche dal G20 di Città del Messico dei giovani imprenditori. Per me è una grande soddisfazione, un grande onore essere stato della delegazione. Mi ha fatto conoscere tanti giovani come noi, però da tutto il mondo. Stanno meglio di noi o... Ma ovviamente questa moda di piangere c'è un po' in tutto il mondo, bisogna capire le entità delle crisi nazione per nazione. Probabilmente noi dobbiamo ancora toccare quella che è la vera povertà e la vera crisi e speriamo anche di non arrivare mai a certi livelli di paesi del terzo mondo, dove c'è un problema che non solo è economico, ma diventa poi ovviamente anche sociale e vediamo anche le varie primavere, rivoluzioni che tanto si dicono essere democratiche, che poi invece stiamo vedendo i frutti possono esatto implodere. Quindi forme di democrazia che devono nascere e che vedremo magari anche con il nostro apporto, ecco, questo sarebbe bello. Marica, per te? Per me il percorso è iniziato parecchio tempo fa, nel senso che io ho cominciato e ho affrontato parecchie delle difficoltà che oggi cerco di trasmettere e di facilitare agli altri. Siamo fortunati quando troviamo dello spazio nelle associazioni che ci permettono di portare avanti delle istanze o ci aiutano a risolvere delle situazioni critiche. D'altronde io sono impegnata personalmente in un'impresa, per cui conosco direttamente, è un'esperienza diretta su queste difficoltà e forse questa nostra sensibilità ci aiuta anche ad avere una sorta anche di empatia e una sorta anche di voglia di condividere e di risolvere certe situazioni che vengono complicate sì da una crisi economica, diciamo, ma anche da difficoltà burocratiche o da un eccessivo formalismo che secondo me per l'esperienza che ho negli altri paesi diciamo non è così definita e noi è una delle grosse problematiche che dobbiamo risolvere questa. D'altro canto se non emergono problematiche, se non sembra che ci siano problemi, poi non si risolvono neanche. E come sei mesi fa, un anno fa, era come dire esplosa la problematica degli imprenditori suicidi. Esatto. Poi ne è nata una grandissima associazione che abbiamo anche invitato e parteciperà. Però quelle sono situazioni anche limite, per cui noi cerchiamo comunque di far capire che se anche la crisi c'è, è giusto parlare di crisi, ma in realtà è un semplice cambiamento, c'è un'evoluzione nell'economia e non va affrontata semplicemente come un problema, ma va cambiato il modo di lavorare, il modo di affrontare certe tematiche o certi aspetti della vita lavorativa. Immagino che in questo le nuove tecnologie siano molto utili anche alla comunicazione tra di voi. Purtroppo c'è una grandissima forbice, nel senso che i giovani sono online continuamente, sono 2.0. esatto, sono addirittura 3.0 e invece noi, anch'io per prima, anche se cerco, comunque facciamo fatica. E bisognerebbe uno degli obiettivi che abbiamo sarebbe quello di alzare il livello medio di informatizzazione delle aziende, perché dare a tutti uno standard permette
poi di crescere anche, perché le nuove tecnologie sono uno strumento che in tutto il mondo viene utilizzato e viene veramente sfruttato per facilitare i processi aziendali o la comunicazione o la condivisione di informazioni, di documenti, di queste cose. Mentre invece noi abbiamo ancora bisogno della telefonata, come dire. Ma infatti prima parlavo con Filippo, voi non state creando il sito, però prima del sito in realtà tutto il vostro movimento è uscito e ha fatto can tra virgolette sui social network, quindi siete partiti da lì sì. E poi si va al classico sito. Sì. La cosa più facile, gratuita, ovviamente, il gruppo Facebook. Eravamo già tutti sul social, è stato facile ritrovarci e ovviamente la strada è segnata, insomma, ormai tutti ce l'abbiamo anche sul cellulare. Tra l'altro io e te, Michele, ci siamo sentiti anche Esatto, per proprio organizzare tramite la i social. presenza, no? Con 2 messaggi su Facebook. Ecco, sarebbe bello magari un giorno, finito il momento di rodaggio del gruppo, diventare quello che gli inglesi dicono un think tank, un contenitore di pensiero, e quindi allora essere anche utili per, diciamo, pubblica amministrazione, ma anche università o anche le stesse nostre associazioni, che possano sfruttarci come strumento di condivisione, ma in realtà di elaborazione di pensiero, quindi di nuovo pensiero, magari anche un punto di vista nuovo può essere utile, Nuove può essere strategie interessante. anche non solo economiche ma anche appunto proprio di pensiero. Direi proprio di sì. Beh, diciamo che è un obiettivo decisamente ambizioso. Quanti siete in totale, giusto per dare dei numeri, perlomeno come persone? Come persone, 12 per 3. 12 per 3 è il nocciolo duro. Ah, ok, perfetto. Diciamo che ogni abbiamo associazione... posto un limite sì. di partecipazione Abbiamo- ovviamente per la sala che... Prossimo appuntamento? settimana prossima. Sì, noi ci troveremo la settimana prossima. Quindi per cadenza di solito coordinarci. settimanale o mensile? Mensile, Perché se no non ce la fate. No, mensile perché poi comunque è una cosa in più, oltre all'impegno che ognuno di noi ha nelle certo. proprie associazioni e con profondo anche desiderio che ci troviamo una volta al mese, però dobbiamo portare degli argomenti, dobbiamo portare quello che portiamo noi, dobbiamo condividerlo e nei prossimi mesi magari riusciremo a presentare qualcos'altro, quale può essere il sito, la condivisione, l'utilizzo dei social network. Comunque cercheremo di partecipare in tutte le iniziative che già fanno di Padova un punto di riferimento e daremo molto il nostro supporto anche coordinato alle iniziative. Certo. Parlavamo ieri del Festival delle Parole. Festival della Parola, bellissimo. Sì. Ci sarete anche voi? Prossimamente la Ci Fiera saremo delle anche- Parole proprio qui a Padova, per non farlo passare in sordina, un evento bellissimo che forse andrebbe un po' più pubblicizzato all'interno dei social, ma lì ci stiamo pensando, stiamo dando una mano, tra l'altro. Perfetto. Anche perché queste iniziative sono dei punti di incontro tra i giovani e tra tutte quelle che sono le realtà del sociale padovano, Certo. perché riescono a portare un gran numero di persone e rendersi partecipi e attori attivi di queste situazioni, diciamo, è il nostro scopo ed è un modo anche per far capire anche ai giovani Che che possono magari sporcarsi sono... le mani e fare Esatto, qualcosa. assolutamente. Sì. Allora io vi faccio un grosso in bocca al lupo, purtroppo il tempo a disposizione è finito. Vedremo di seguirvi in tutte le evoluzioni del gruppo Giovani Uniti Padova, 12 associazioni di giovani imprenditori e non solo. Un grosso in bocca al lupo, noi ci fermiamo qui con Chiacchiere e Caffè che torna sempre domani, sempre in diretta alle 13. Buona giornata a tutti. We get it almost every night.